È l'ultimo atto del 44esimo governo siciliano, quello a guida Rosario Nicolosi. È il maggio 91 quando l'ARSA approva la legge 27, quella che genera il mostro del precariato. 29 articoli che, nell'idea del legislatore, che lo fa mettere pure nero su bianco, prevedono interventi per l'occupazione. 4 in particolare, l'1, 5, 7 ed 11, gli articoli sui quali si appuntano le attenzioni degli oltre 15.000 giovani diplomati e laureati di allora che avrebbero ottenuto un'occupazione per 3 anni, pur mantenendo lo status di disoccupato a 480.000 lire al mese attraverso progetti di pubblica utilità presentati da cooperative allo scopo di specializzare i giovani con la frequenza e il superamento di corsi di formazione, anzi di corsi della speranza come sono battezzati. In poco tempo sorgono come funghi le cooperative, quasi tutte in mano alle segreterie politiche. Vengono presi d'assalto gli uffici di collegamento, nascono quelli dell'articolo 23, giovani che si affacciano nel mercato del lavoro senza diritti e tutele, tanti casi di donne in gravidanza costrette a rimanere a casa senza stipendio. E a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge esplode la rabbia degli articolisti che organizzano occupazioni e assemblee. Giovani con il sogno di occupare in pianta stabile un posto alla regione, un sogno che cullano, una speranza foraggiata anche da politici, una illusione che dura anche oggi tra una proroga e l'altra. Una storia tutta siciliana che va avanti da oltre 2 decenni, un esercito di 22.500 persone che da 24 anni prestano ininterrottamente servizio nella pubblica amministrazione, coprendo carenze di organico e sostituendo le figure impiegatizie mai assunte a causa del blocco dei concorsi. Attendono una stabilizzazione definitiva, ma con le crisi finanziarie dello Stato e i buchi dei bilanci regionali la stabilizzazione potrebbe slittare nel tempo o potrebbe non arrivare mai e si teme che i contratti in scadenza non vengano rinnovati o prorogati. Per loro, per i precari, ogni 31 dicembre è un patema d'animo. Con artifici legislativi, accordi e proteste si riescono a trovare fondi per prorogare questi contratti. La speranza per loro è che avvenga anche quest'anno.